deve essere. The future may seem remote to others, but it is very much alive at Sweco. Our building service systems consultants are currently working on the indoor environment for a new hospital that will be admitting patients in 5 years' time. Our traffic engineers are analyzing a new underground metro line that will be open to passengers in 10 years. And our architects are designing what will be a vibrant, dynamic new city district in around 15 years. It is Sweco's job to be one step ahead. The results of our work become the future reality for others. Come to Sweco with high expectations. We want to be your most approachable and committed partner with recognized expertise. It's easy to do business with Sweco, and we do our utmost to understand your needs better than anyone else. We deliver expertise tailored to your situation. Whatever challenge you're facing, you can count on Sweco to solve it. Sweco plans and designs the communities and cities of the future. The results of our work are sustainable buildings, efficient infrastructure, and access to electricity and clean water. With 14,500 employees in Europe, we offer our customers the right expertise for every situation. Bene, BCTV, seguo in diretta, con Giuseppe Caprolu, che abbiamo già nato dai prima, abbiamo dato toccamento, spero che come siete intanto a seguire questa diretta, come a sempre, che è il giusto che questo villaggio globale dei visti, insomma, funziona e siamo in contatto chi sono intro de saida e pure chi sono in fora. Giuseppe è uno dei che giovani di una generazione meta importante in bici in un tanto giovane, proprio di questa generazione hanno avuto occasione, insomma, si sono veramente piazzato bene, diciamo, di vernare, o comunque hanno dimostrato capacità e vina determinazione e su separare il tipo di vita e il tipo di direzione applicare, ma vina hanno mostrato determinazione su fatto che si sono reso conto che sul mondo è aperto pure sul vizzicheso, insomma, e si sono adattati bene. Oggi sono professionisti affermati, docenti, ricercatori, insomma, tutte persone che in impegno meta importante. Bene, Giuseppe, ti salutiamo da BCTV e immaginati tu e chi impara da noi se tu sai da chi ti sta ascoltando, insomma, a chi non ti ascolta come ti ascolta dopo, ma comunque sia essere tanto a ascoltare questa intervista. In un base, Giuseppe, tu a che non comprendere in modo tale che geograficamente riusciamo a ti piazzare in qualche loco. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Come sono in Stoccolma, che è la capitale di Svezia in Scandinavia. E sto in Svezia da decannoso, o da che mese. In Stoccolma da quasi Kimbe come. E lavoro in Ocche, insomma, come ingegnere. Ecco, tu sei un ingegnere strutturista principalmente, però ti occupa pure di altre funzioni, insomma, che ha che parte di questo impegno tuo, che è un impegno non di poco conto, che ha la progettazione della struttura, della quale ti occupas tu, sono strutture in linea, poi in ferro e abbinata pure su calcestruzzo. Come ti sei arrivato a questa volontà di chiedere
e spargere verso Salinna, per esempio, come anche nella maggior parte sugli ingegneri, insomma, verso su calcestruzzo, che pare che nascano, che su calcestruzzo tutta è su capizzale. Allora, è stata più o meno una casualità, teniamo. Io queria sempre anche essere ingegnere dai minorenni, quindi ho fatto prima su geometri e poi mi sono iscritto a ingegneria in Cagliari. E in cui lì non abbiamo fatto, abbiamo studiato calcestruzzo e acciaio. Come sia anche quasi in tutta Italia, magari non al nord, magari come si studia, non nisco, però che hanno studiato io e ti tipo binne che hanno fatto che ti delegare. Poi, un paio di casualità, insomma, quando mi sono laureato, uno ischi più o meno venite hacker, e hanno sul periodo bitti questo master and back, pro hacker un master o un dottorato di ricerca in Italia o in Forasa. E io non ho mai stato in Forasa, manco pro hacker Erasmus, è una cosa che queria po' hacker, ma me ne sono abissato che hanno ormai in Italia università praticamente. E hanno bitti questa possibilità, ti ha pubblicato questa possibilità tramite un professore che conosciata, cioè una professoressa mia ha conosciuto un professore bravo e l'ha dimandato si baiata qualche idea che questa è la meta ricerca. E questa ti mette bravo sopra de Salinna, de Trieste, e baiata metta contatto all'estero e mi hanno detto che si conosce Salinna il futuro di studiare corso, che vinza magari cimento e acciaio, tutti gli ingegneri che studiano e che fanno corso, che ti imparano corso, però da Salinna, sopra Salinna binna pacos. E quindi ho applicato per questo master and back, poi anche un dottorato, e poi sono un po' come casa situazione a Saina che sono iniziato in Svizzera, che sono iniziato in Lapponia, una città che si chiama Luleå, che è a 1100 km al nord di Stoccolma, nel golfo di Botnia, è a 100 km dalla Finlandia, e mi pare che è 20 o 50 km in linea d'aria dal circolo polare artico. Però è sa costa est. Ja stino in cue. È un pacco isolato, una città di 75.000 persone, però non concentrata come sono da città nostra, quindi magari si sa giro sortei di Assassese pare di essere in bizzi, insomma. E si mette spartinata. Esatto. Quindi prima scienza nara. No, perché danne chi sono in Italia un po' in modo casuale che in pratica io non ho studiato inglese, ho studiato francese in scuola. Non ho fatto che a Simona Pau, che ti separato in inglese, e ho fatto su francese. E quindi che abbiamo applicato per il master and back, mette possibilità che tu hai una borsa di studio, è appetibile che praticamente è quasi già pagato, l'università te li costa metà de manco. Quindi poteva andare in Germania, in Nuova Zelanda, in Australia e in Inghilterra, però hai separato dalla Nuova Zelanda, però in tutto questo loco sbiccheriata in inglese. Dai diritto. L'unico luogo dove invece in Svezia il dottorato dura 15 anni, a differenza del sosatero di Stato, che deve vince ad insegnare a che corso, quindi abbiamo ancora prosa ricerca e quindi durata 2 anni in pruso, e quindi mi hanno detto tu no che siccome è più lungo ti diamo ora di imparare la lingua no? E quindi per questo che sono uniti in Lapponia, se no magari non vi può mai andare. Che torniamo a quella cosa della determinazione, insomma, nonostante la difficoltà della lingua, però ha deciso comunque di restare, di tentare, come poi fatto e di resistere, e tentare questa avventura, questa proposta, questa occasione che ti danno la vita. Quindi appunto, come tornando sempre a subato degli ingegneri, insomma, che hanno in ingegneria in Cagliari studiato la scienza delle costruzioni,
pare che sia orientata manco verso l'acciaio, addirittura solo verso il calcestruzzo. E quindi batto una specie di monocultura questa preparazione. Ecco, poi anche so scalcolo di una struttura in linna usa samatessi sistema è usato è stato il limite oppure tradizionale delle flessioni, delle sollecitazioni e te tipo di calcolo kit. Allora, deve controllare se armatessi cosa, anche se stati limiti ultimo ed esercizio, e poi controlla se armatessi cosa, c'è un pilastro, controlla se armatessi cosa, chi controlla se in un pilastro del cemento armato, se armatessi tipo di resistenza o in acciaio. Il problema, tra virgolette, della linna è che bisogna usare natura, usate una direzione della linna, che è una direzione segnalata longitudinale. Poi bisogna usare direzioni che sono perpendicolari a questa direzione, a essa vibra, a essa direzione portante. Essa vibra è questa direzione portante. Quindi deve controllare in tutte le direzioni, su controllo è scuso. Cioè, si deve controllare la compressione, la deve controllare in direzione della fibratura e perpendicolare alla fibratura. E sono una differenza immensa sopra dessa resistenza in base a questa direzione. E quindi deve pensare a come deve orientare una cosa, che non deve fare un collegamento, se lo ha che in acciaio non è meta importante che ha tanta stessa resistenza in tutte le sale, invece in cui deve pensare, ma questo è tenisco caricata a un angolo della vibratura, non è stessa stessa direzione, e si può seccare in un modo diverso, quindi deve controllare tutte queste cose rispetto a ecco, le strutture che usate sono in linea prena o lamellare principalmente? Allora, come bisogna questa metodologia costruttiva nuova, che sono questo spannello, mi pare che in italiano si narra X-Lab, questa è sinarata massiva, un tipo di costruzione massiva, arriva in questo spannello ormanno che ha una diversa largaria. Praticamente sono altre taulas che hanno un spessore di 45 mm e quindi sono minimo sono 3 strator de taulas che sono incollate de goia a 90 gradi, quindi uno layer uno piano è de goi, zatteru de goi e poi ne poter fare che scantoccheres. Quindi dipendente da se lo usa per una copertura, un solaio, lo pone in una certa maniera, e quindi i stratos devono essere orientati in un certo modo, che funziona a mezzo. Quindi, ad esempio, basa 3 stratos longitudinali in questa direzione, e se altri due non funzionano, che sono ortogonali. Quindi lo pone in questa direzione, se no non lo deve girare proprio che su muro e magari bicchierette più stratos, dipende, insomma. O se no non lamellare. Sa strave se te le racchites che in questo multistrato o chi sa lamellare? La strava sportante è arrivata gli è arrivata a Luca il metamanna da chi su Salinna, no? Sì. Che va Luca fino al in genere, metri, mi pare. Sì, vince al 90, dipende da si struttura chi ha che Bennatuna in America, che è una cupola in cui intro giocano a basket, da un punto a saturbatta a 160 km. Ed è tutto linea, che ne manca un pilastro in mezzo, questa struttura reticolare. Più o meno una specie di nervi non bebe su pappa, cioè non bebe su pappa, bebe su palazzo nervi, che è fatto però in calcestruzzo, più o meno siamo in questa dimensione. E quindi travi e pilastri sono in lamellare, poi questo spannello funziona come muro, quindi se tu hai un muro non basa su pilastri in genere, si carica lo trasferisci su muro. Ecco, metta che hanno sia data dell'inna, pesa una roba domeda, insomma, una domeda,
dell'Inna, eccetera, eccetera. Voi già chi te sei solo medar? No, noi stessa Morgaica probabilmente non vamo a usare cultura, però magari arrivata su dei plan de Sabrico a Domo in Sardegna, non avrebbe essere domanda di tipo andare in giardino che costa a battumizza euro. Però noi sappiamo a terra cose, sino che anche ne palazzo o de ufficio, che sono alto 6, 8, de che piano. Come, prima di cominciare io, dove lavoro io, hanno fatto l'edificio in legno più alto al mondo, però io non avevo lavorato, che lavoravo per un'altra azienda prima, e questo è stato 86 metri, ed è in Norvegia. Come ne sono facendo un'inocchia in Sal Svezia. fotografia, l'abbiamo visto sal fotografia che abbiamo sposto di presentazione. E un in Svezia, no, che ne sono facendo, e questo su Mattese, che è arrivata quasi a 80, una cosa così. Tutto questo apparato, cioè, siccome abbiamo tutto questa forma di progettazione moderna, cioè questa progettazione BIM per esempio, la progettazione in linea si presta a questa progettazione BIM, cioè se si procede tramite questo tipo di progettazione. Allora, a differenza tipo del cimento e roba gai, tu questa progettazione BIM praticamente, allora noi abbiamo un progetto metamannos in genere, no? Quindi non è tipo come siamo abituati noi, che beste magari gli ingegneri e gli architetti e basta, o abbia solo gli ingegneri che ti ha che tutto, solo gli geometra che ti ha che tutto. Quindi noi che bisogna sugli studi, dove bisogna gli architetti, sugli studi dove bisogna gli impianti, non movimento terra, però ingegneria civile, namus che si occupano della geotecnica, del terreno, noi che siamo strutturisti, e praticamente tutti lavoriamo in diversi programmi, però lavoriamo tutto che saranno coordinate, e praticamente poi noi scambiamo su un file che si narra IFC, e praticamente a Berin questo file io praticamente vedo solo la struttura portante su chi accoglievo. A Berin questo automaticamente sapevo questo del tennisco, del suo impiantista, mi essere tutti i tubi dell'aria condizionata, del sabato, tutti quanti questa posizione in cui lo pesano. Quindi potremmo vedere all'istante si batte una collisione tra una trave e un tubo, ad esempio, quindi si che spostata a qualche cosa, oppure si tennisco su architetti disegnano uno solaio che batte uno sottosolaio che non coincide che certa area in cui noi pensiamo di ponere una trave e tutte queste cose. E addirittura che Salinna in genere sa consegna sono disegni. Questo lo ha che sfrutti scambiare tutte le informazioni, però Salinna sa consegna il disegno. Canne invece deve progettare chi Salinna, che in genere su chi è Salinna, su fornitore. Questo non chiede sul disegno, ma chiede solo questo file che tu hai a isso, e praticamente in cui tu hai già disegnato tutto, cioè immaginati questo spannello su muro già, tu bisogna già la traccia per la gorgoena, ad esempio, questo è già disegnato il suo computer. Già prevista. Esatto, quindi se donze pannello lo ponete in un macchinario, e sul macchinario lo segnata tutto quanto te a controllo numerico con uno sbaglio di una tolleranza di 0,02 mm. Quindi se la progettazione è stata a bene, tu in cantieri in teoria non basa più nessun problema, è già tutto atto. Quindi questa progettazione BIM praticamente costa magari metà di più la progettazione, che magari vi può metà più ora che deve controllare tutte queste cose, però in cantieri risparmia un sacco di denari, e a quanto pare no, che su cantieri su chi costa più questa progettazione. Tanto è che per montare cioè praticamente quasi un'industria di componentistica che lavora per voi, cioè che vuole tutto componente se minore e manno spuro le componenti allora, già preparato.
noi non abbiamo su cantiere, noi abbiamo solo progettazione, cioè noi stiamo in ufficio. Poi questo impresario che viene da noi e non narrata che rimusu a questo palazzo e noi gli abbiamo la progettazione sul modello tutto canto. Poi montaggio, noi gli mandiamo tutto il disegno, che isso rischiano già come lo devono montare isso. Batto un ingegnere in cantieri, questo non è, poi magari si hanno di manna, certo, ha fatto la progettazione e vi potete andare una via a controllare o rispondere. Però in genere cantieri noi non vi andiamo, quindi è questo impresario poi che si separa cale fornitore, li data salinna, eccetera. Però sì, in palasa dei gusti batto tutta una catena, su fornitore di salinna, poi su muro è arrivata già in itto, ingrostato e tutto canto, capito? Non sempre resta a faccia vista salinna, magari intro, embo, però fuori naturalmente no. Quindi abbiamo un po' questo cartongesso, magari vince per lo gioco, e poi l'intonacano, eccetera. Quindi è arrivata già che sono tubi intro posto, tu su muro è finito, su barcone montato, eccetera. E su mattessi su solaio, che si è armato nella sposta e tutto. Sai, no, che non rammentato un po' la costruzione che sono il mattoncino Lego, ma appena sa pure veloce e spullo. Canto bicchiere da montare una domo più o meno del namuro del batto spiano, battere che piano. Incanto si può montare. Allora, ad esempio, in Norvegia è nato un palazzo che ti dà 8 piani e questo è fatto tutto in linna e tutta questa progettazione BIM, quindi tu in cantieri praticamente su chi ha che esiste solo usare fondamenta esistrato del cimento che este cussu ti deve scollegare chissà linna. Una via che cussi fatto per montare questo palazzo di 8 piani van posto tra i 7 e gli 8 giorni e in batto spessone. Praticamente unis a gru, unis ingresso dei su cantieri e 2 al montaggio. E andiamo che arriva a su camion a cantieri, uno che non si muro o solaio, non si peso che arriva a tabato un codice a barre e questo è stato come tu l'hai progettato qui su computer, quindi come arriva su camion legate su codice a barre che sa pistola sul lettore arriva a su segnala questo che è stessa gru che batte un tablet e gli date la posizione dove deve andare su muro, su solaio, dipende da che deve montare. Quindi se lui sollevata, lui ponete questa posizione giusta e poi a 2 persone che sosstrappano, insomma, che fissano su chi dobbiamo fissare l'elemento. In questa componentistica è arrivata impianto già pronto, è arrivata. Cioè, tennisco al bagno, per esempio. Sì, cioè, sì. Andiamo che in Svezia la prefabbricazione metta, forse è uno in Scandinavia in generale, hanno da innanzi rispetto a terrolocos. Non nisco più, secondo me, che magari in certo loco, no, che in inverno è fritto, è di notte, è sempre di scuro e quindi magari hanno male a costruire, quindi preparano tutto in fabbrica in modo da stare de manco su cantieri. Come ad esempio se abbiamo fatto uno, siamo andati a vedere un cantiere, abbiamo questi 2 grattacieli che hanno fatto in Stoccolma, che ha fatto l'azienda mia, uno è finito esattamente in montaggio e bini sorbagnoso che è arrivato da Italia tutto già inito, questa dimensione inita che in fora sotto in cellofanato, avete scritto che ti dai Brescia e poi intro è finito, bisogna usare mattonella, su water, su doccia, su tutto su chi chiede. Arrivano già che sono stubos intro, sono stubos in bisogna già in cantieri della sua progettazione che ha fatto prima, quindi questo bisogna già su solai eccetera, quindi lo pone in questa posizione giusta, deve solo attaccare sul tubo. E deve coincidere sul tubo naturalmente, che sul tubo di scarico che bisogna già esatto. Chi però ha fatto bene la progettazione BIM prima, questo andrà bene. Poi la questione termica, cioè penso che Salina non ha questo problema, cioè chi no che va questa corsa, vabbè che poi la normativa più o meno lo coefficiente sono europeo, come sul 2019 sono un gallo ho scambiato in cui Bagiunghita qualche cosa Salina Bagiunghita qualche isolante termico sì.
L'isolante deve La sasola non basta, insomma, ecco. No, deve espondere isolante e poi strati di finitura, questo dipende sul cliente. Insomma, isolante dipende da su chi chiede sul cliente, quanto ne pone, bisogna come tu i valori europei, poi non si stato, potete dare uno, lo potete cambiare, potete andare solo in mezzo, spero non è che lo potete alzare, certo. E poi batta cliente, come ad esempio sul progetto che siamo scomodo, sul cliente hanno detto chi se chiede essere essere al il 25% mezzo del suo prescritto. Esatto, adesso chi narra sa legge in pratica. E poi la questione sul degoglio, cioè del rumore, è lì nata una massa più bassa, quindi come tacchites in cui Esatto, questo è il problema principale del Salina. Quindi a Biasa potete esponere sopra di questo spannello tipo 15 centimetri di una soletta, tipo una caldana, quindi una rete elettrosaldata per dare massa. Batta vario, potete impiccare sotto tipo un'esperienza di isolante termico che gli dà acustico che gli dà a una certa distanza, insomma batta varie soluzioni che sono state studiate da Susanna. Lo sistema di spannello vibrante praticamente usate più o meno anche sì. Questo è uno dei suoi problemi principali, cioè già si risolve però vi deve dare chiaramente. Possa durata una questa costruzione in linea è assimilabile alla durata del suo calcestruzzo, che poi il calcestruzzo l'abbiamo visto ha rivelato metà problema, insomma investata più veloce del suo canto abbiamo previsto, insomma, cioè abbiamo visto con lo sponte che dopo non c'è più tanto, insomma hanno il problema di essere invessato, no? Era in perdita di resistenza, specialmente queste armature in acciaio, insomma. Cioè, quanto è durata questa costruzione in linea? Più o meno non si iscritti, però, come te ne detto, su calcestruzzo, dipende da come è fatto sul progetto. Se non è che su calcestruzzo è sabba, è umiditate. Quindi se tu hai usato su dettaglio bene, l'hai isolato bene in modo che sabba non va a arrivare mai, in teoria questo canto dell'inna non è mai influenzato da sabba e quindi può durare 100 anni. Bata creia che mi pare in Giappone una beste 300 anni, una in Norvegia adesso 1700 ed è fatta dell'inna. Hanno fatto pure Notre Dame è tutto canto intelaiata dell'inna, ma in Firenze binna tanta de creia che non intelaiata dell'inna, chissà dai canno, insomma. Notre Dame è una creia abbastanza recente rispetto a Sasatere, ma comunque esa linna in cui ha mostrato, però è sempre rientro, è esposta all'esterno o magari come sul calcestruzzo chiaramente possibilità di deteriorare, ma è strattata questa linea, no? Cioè, allora, tu che hanno calcolato si batta 3 diverse classi di utilizzo che dipendono dalle umidità. In queste classe 1 e 2 che non si tratta, per cui questa carneste interessadomo. E poi queste classe 3 in cui si deve trattare, ad esempio se sta all'esterno, tipo un ponte, e quindi la deve trattare chi in impregnante, e poi una specie di roba poliuretanica, e la deve trattare per sole, per umidità, e poi vi deve essere un piano di manutenzione che deve esistere, se no certo si sorbete. Ma questa stessa cosa per un ponte in calcestruzzo deve sempre scontrollare, cioè qualsiasi struttura deve avere un piano di manutenzione. Sì, no, l'abbiamo visto i teine Hackett e i teine sono facchene
la ristruttura schincchersoni, no? Che abbiamo visto in che questi no, che sa creare un miracolo, per esempio, il mostranne, soprattutto chi sul copriferro, che hanno previsto praticamente insufficiente, quindi su erro che io che tinto, queste ufranne appunto posso meditate e dimostrare problema, sa. Non strutturale, se casa massa e metamanna, ma comunque estetico sicuramente. Allora, tu come te tassapasi in questo ambiente? Cioè, questo ambiente che mi nanne viene dal suo punto di vista visivo e ambientale e temperatura e così via diverso, insomma, dai corso del Mediterraneo. Siamo in zona nordica, insomma. Quindi, che ti sei adattato a Bassapas, insomma. Però come abbastanza bene, insomma, già viso più di cannos, quindi più o meno. Naturalmente batto un abisso da Stoccolma, ho visto più prima. Ho visto più prima in cui è acchiata in inverno acchiata meno 30 gradi, meno 35 gradi. Stai da novembre ad aprile sotto zero, non meno 30 ad un CD naturalmente, però magari ti ha chiesto una kit in 3 a meno 30. Però più che su ritto il problema principale è l'oscurità, che a dicembre e gennaio è sempre di notte, anche te dei die tipo a Sasunni con Nick e Mesa, ma noi siete su sole, che tu non pacco di lucche, e poi a sa 1:15, sa 1:30 è di notte che decano che sia mezzanotte, quindi questo ti ucchidiata. E poi però il bello che è sempre su nive, quindi una via che vrocca tabiresta a 6 mesi e questo riflette al luce in un pacco, quindi diventa più luminoso. Quindi ottobre, novembre su mese peusca è sproenne non bagalo nive. Quindi la cosa principale per me è non su fritto, che vince tra 0 e meno 10 secondo me va più fritto in bizzi che hanno bacchi in begrado. Però dopo sul meno 10 sì. tanno l'intendia. Il Il problema principale per me è l'oscurità. Poi invece in estiu a chi vince a 20-25 gradi, e poi è bellissimo che è tutto verde, e poi invece il sole vince a mezzanotte, cioè non vi scurica mai in estiu, vince al male a dormire. Non esiste non esiste questa persiana, non esiste nulla in questo luogo, non la usano e quindi a noi a male a dormire. Invece Stoccolma, secondo me è un clima tipo una città come te potete essere Milano, magari non ha che 40 gradi, spero che arriva a 28-30. Esiste naturalmente più scurso del suo Milano e si vede magari più lungo, e magari no, cioè Milano pure lo arriva da 0 a meno 5 e non che pure Stoccolma più o meno è questa temperatura in inverno, no, arriva da meno 30. E così però esas amicizias come funzionano? Cioè, le amicizias come funzionano? Che l'amicizia chi in piscino de setate tua, insomma, come te su riuscire a portare tra voi, insomma? Beh, allora, Cannipo in luglio andiamo in Kuwait, un ambiente universitario, e noi schiappo a dare gli svedesi. Noi abbiamo imparato l'inglese, però è un ambiente universitario, quindi tutti i ricercatori di tutto il mondo, quindi gli svedesi non li schietta a dare praticamente né uno, solo gli svedesi. E la lingua principale dell'università è l'inglese. E quindi praticamente è arrivato un sacco di da tutto il mondo, Sudafrica, Brasile, Namibia, Italia, Spagna, America, tutto che siamo attesi il problema tuo che sono arrivato già qui solo, e quindi più o meno anche l'amicizia che in corso, se non ti mischi armetta che sui svedesi, magari ti capita di andare a una cena che sui svedesi, però io in genere vanno già sul gruppo di amicizia si solo, non che in tutto, metta sono socievoli, eccetera, però è un pacco più difficile a mischiare. Mentre in Stoccolma,
quando mi sono trasferito in Nokia, ho cambiato da università a azienda, e ho cambiato 2 aziende, da cui non vivo prima in Musinchentu più o meno, e sono 80 pro Kentu, e sai idea solo in svedese, quindi potevi imparare in svedese. Quindi in cui praticamente in 80% svedese, in abbastanza fritto, suoniamo, vinza il lavoro, cioè sono sempre in meta gentile, se gli dimanda su una cosa, eccetera, però poi dopo magari bisogna attivare una birra dopo lavoro, però non diventa proprio amico, magari che in qualcuno, cioè, qualche amico svedese, però viene a meta de prusi italiano o spagnolo, è stessa cultura magari, non nisco. Però certo. non fa covrito il lavoro, mentre non visto in a Como, questa è metta manna e batta assente di tutto il mondo, diamo si svedese su Matisse come limba il lavoro, però se si svedese che bisogna, secondo me è una, mi baccatto metta menzu a livello de personale, non pro lavoro ma personale, che vince sui svedesi che bisogna hanno una mentalità te metta più aperta, e secondo me è bilana che ha influenza di tutto questo assente che vi gira in turno, compreso di atero locos. E quindi in cui in giro di 2 schittas con chi appoggia tutto canto su piano Tutto ambiente. tutti gli ambienti, mentre non vi può prima magari sente dopo un anno in bene sul corridoio l'inaras a buongiorno e non scoprite manco ti risponde a un buongiorno. Quindi magari l'ho già influenzato però Un già po' sente sotto meta contaminato. gentile, sì. Però la sente sotto meta gentile, educata, rispettosa, educazione civica, secondo me ne sa cosa mezzo che vanno in occhio. Atero sardo il bata o qualcuno de zona curso vino già di che non ben natate in cui no? No, una via più venuto casualmente, tipo al nord, in una stellera più venuta Mariangela de Murtas, che ne Vabbè, girano ma su... neanche ma sai che in Norvegia, ne girano su video musicale in IA. E poi, bit un periodo, Marianne non si è Pintus, De Vissi, che studia a Tinocchia. Però De Vissi non ha mai in bene tuate. Batta Carchisardo, uno de Serramanna, uno stilleraglio e caricati lugar. Poi Benedetta pensa de Prusi, ma magari non lo sconosco. mi pare che Uno vino il disastro. Bobbore Bussa de no estingue Bobbore de Nuvolo Mi sa chi che me l'hanno nato, ma non lo conosco. è un indipendentista Bobbore seppur ha fatto un esempio particolare ha fatto insomma ha imparato a usare da sospizzino da tinsale cioè sempre presente penso no io non ve lo so idea ascoltarne ma io se la ascolta tutto questa intervista forse se ha fatto male a non avvisare che questa intervista che io se sto in questa zona insomma lei ha fatto sicuramente piacere ecco tu è come qual è l'idea tua e te la prospettiva tua e te è una situazione stabile questa pensa che siete definitiva pensa che rispetto a una carcata la cosa rispetto a tennisco non lo so ecco come te lui è inconveniente tu insomma. Ma io sono metta libero che comunque sto solo, eccetera, quindi sono sempre aperto a cambiare, non che mi piace, però, cioè, visto bene che se metta coccolatto, che da esistato e da sul lavoro, cioè, è cosa allucinante che in Italia non la sogniamo, cioè, come magari se solito luogo comune, ti canna già fuori se è dar male d'Italia, però non è che hai a dare male, però che batta cosa che ti la sogni in Italia. Quindi da questo punto di vista che vista già metta bene. Però bisogna sempre pro e contro, vista bene da questo punto di vista, però magari ti mancano le scompanze, la famiglia. E quindi io sono sempre aperto, se mi è capitata un'occasione buona di girare a Italia, ma penso di andare a un altro stato. No? Mi piace comunque provare a imparare cose nuove. Quindi non lo escludo, però
ti deve venire a spondere a lucchire, sinceramente non la può manco mai altro. Non si tanto mi capita di appompiare. Quindi, però come Ecco, in occhio, magari a 9 siamo in canno, cioè, ti posso rispondere Gai, oppure mi posso restare vinta da sua pensione. No, non lo so. in, in quel come funziona questo che chiamano Vinas in Italia welfare, cioè sul stato sociale, l'assistenza sanitaria e così via, l'aspetto pensionistico, per esempio, come te si strutturato? Allora, so prima di del lavoro, chi mi hanno assunto, poi mi è arrivata dopo una chitta, la lettera che si adatta del canto perché capo di pensione e sa dire che viene io. Quindi, dobbiamo andare il 1 ottobre 2049, no? Così Tu. li stia per ottenere. Poi il welfare è una cosa allucinante, pacca metta de tassa, però gli stipendi sono alti, quindi assai ne poi basta tutto chi funziona, non ti innabissa sinceramente. Ad esempio, se tu hai base a Istoso, ti danno 450 giorni di maternità, 450, di maternità e paternità per figlio, quindi, e ti danno il 90% dello stipendio. E questa RDS tu la potessi usare vinza se hanno su pizzino a 2 anni. Quindi no che ha che ne, praticamente, naturalmente un anno sono 360 chimbedie, però lavorativa se magari sono 200, tra sabato e domenica. Quindi in genere ha che ne nascete su pizzino e si ponete in maternità tesa mamma un anno, poi la mamma torna al lavoro e poi piccano la paternità tesos collegas, poi io te collegas che mancano a 6 mesi. Istana issos, come noi siamo abituati a vedere le seminas in Italia, issos stanno in domo, che su pizzino e quindi poi dopo andano all'asilo, però poi dopo un anno si piccano 1 o 2 mesi di questo parental living, papa ledig in arata, e quindi ad esempio collegano varias parental living, maternità, paternità e magari tutti questi 3 mesi in un altro stato. Si basa 2 uffici, sono 9 tardiesi. Quindi si bennasa a 3 sono 1300 schimbati. Se ha 2 gemello sono 9 tardiesi e quindi sparini, sono collega se lo sto a sapere dopo 2 anni. E questo è solo... un po' solvacchiano, insomma, devi travagliare di più. Dobbiamo travagliare di più. Poi... Chiaramente essere un incentivo può mantenere qualche di modo che si forma in famiglia, insomma, se no sì, è chiaro che va un calo demografico che in cui non è già abbondante demograficamente in Svezia, insomma, va pacazzente rispetto a sosi stato tipo Germania, Francia e pure Italia, insomma. De che milioni, sì, no? E quindi viene scrocusso che batta a vantaggio al metà mano può formare famiglia, insomma, le generi incontro. Sì, poi si cogliona diretto, sì. Ha 24 anni, si vanno già isso e già cogliato. E l'assistenza sanitaria, come funziona? Ma bisogna questo tipo guardia medica, che funziona in 3 die, tutti sparsi ai suoi quartieri. Tu devi, vabbè, bisogna ospedale naturalmente, se uno si sta male, codice rosso, crama, se inizi ambulanza e Anna e ti piccano. Se no, non esiste il dottore tuo come te bilamo noi. Il dottore deve scramare, se ti intende male, deve scramare questo numero di telefono, ti risponde un'infermiera, ti deve andare sul sintomo, se ti narra in base sul sintomo o vannare, o si deve stare in domo, gai. Io sinceramente per fortuna non ho mai usato, non mi è mai capitato di dover usare sul sistema sanitario, però non me ne hanno dato metavene, sinceramente, non nisco. Però in teoria non esiste un medico. Ma è in forma assicurativa cioè in forma privata o in forma pubblica? In forma cioè simile al pubblica. sistema italiano o al sistema per esempio inglese o americano? No, pubblica. Poi l'azienda in genere ti la che inizia una privata e tu chiama sai cue
e ti visa un appuntamento con un specialista in 3 giorni, se ti serve. E poi non tutte le aziende, naturalmente. Ecco, e los trasportos, los collegamentos, come te sono? Tu, per esempio, di querer girare a bici, has difficultades oppure è semplice? Cioè, la sembra girare in Sardegna, ma girare comunque in un aeroporto del Stato italiano, un altro aeroporto d'Europa o così via. Bisogna s'allinea. Beh sì, comunque è una capitale europea, quindi non batta problemi. Beh, su volo diretto per Olbia, da aprile a fine ottobre. In Poi Volontera, mi vabbè, pare. hanno no, è una norvegese, Norwegia, e vinse questa scandinava. Questo è bisogno in estiu, naturalmente. In estiu è meta semplice, sia a Italia che a Totù, più o meno. Poi in inverno deve sempre fare un scalo in Milano, a Roma, dove capita. Ecco, tu hai fatto su geometria, hai fatto in Nugolo, cioè vero, però Sì. ti sei diplomato geometra, e quindi no, tanto le fatto, lo stato che intervistato, hai una bella che tu hai sul liceo scientifico in Bizzi, e tu sei andato a Nugolo, caso indirizzo tuo, hai già dai diritto verso sul settore, insomma, ecco, un Sì. settore costruttivo e comunque bene al fatto a separare geometri in modo tale che sia arrivato poi che in base è abbastanza già predisposta, insomma, viene a seguire poi ingegneria e ti sa tu, viene abbastanza valido, viene sul liceo. Ma ti impressiona la storia sul liceo di Vizi in questo periodo? Scompanzo sto schini sul liceo e te pensaia e te va mai a sul liceo in questo periodo? Un liceo di Vizi, ambiente osta, insomma. Ma secondo me mi pare che abbia dato una preparazione buona a tutto canto, a chiamare materie diverse. Però pare che già studiai su Matessi, canta mesi, non deprusi. Forse su geometri non hai avuto una bella fama, a differenza del sul liceo. Però, E che è super affollato, tanno, e tanta gente in numero. però Quindi sinceramente poi dopo forse quando sono andato all'università ho visto che forse sei stato mezzo da fare di scientifico, che comunque ti ha preparato di più di mezzo secondo me magari in matematica, cioè si deve seguire all'università probabilmente il mezzo che a casa di scientifico che va più matematica, fisica magari più anni o questa materia argai, mentre su geometri magari matematica iniziate su quarto anno, su capo a io, magari anche se esame di disegno, tecnica delle costruzioni, a chi amuso. Chi però si hanno all'università impara a vincere all'università, non è chi ti serve. normalmente Magari su su geometri abilita a sa professione diretta su esatto. geometria abilita, cioè Quindi fa che su geometria. secondo me si può querer fare su geometra, come da fare su geometri, ma se uno ha intenzione di andare all'università, probabilmente il mezzo che ha carta di scientifico, pensa che magari a battere di canno, so pensa che querer fare gli ingegneri, poi a 20, a che 9 che non deve andare all'università, magari querer fare su dentista. E se ha fatto su geometri, no, a base, si deve scolare, deve studiare per l'esame di ingresso, è un casino. Mentre sia che è scientifico, ha più base in diverse materie, è più aperto. Ecco, una domanda che più o meno ho fatto pure a pure la ditta tua, la recensione, si presenta come una ditta che cioè, che si propone pure di avere miglioramento climatico, cioè nell'incontro praticamente accusa che queste strada è sbagliata non siamo il Movitos, insomma, che come si è rivelata veramente perdente e quindi
in Arata chi viene a questa costruzione, chi vuoi sapere, addirittura se viene può ridurre la CO2 e quindi un vantaggio di tipo climatico. Ecco, questo vantaggio che bisogna del tipo climatico, di altro tipo comunque che aiutano in qualche maniera a questa questione della dispersione energetica e così via, come si conciliano che su fatto che batta un consumo metardo di linna, questa linna dai non veneti, e cioè veneti dalle foreste allevate appositamente oppure questa possibilità che magari qualcuno ha fatto speculazione utilizzando foreste che non sono nascite per questo scopo. No, in genere tutti i prodotti che ti ordini, che hanno poi in cantiere, sono tutti prodotti certificati che arrivano da foreste certificate. Una presentazione, esatto, appositamente questa. Esatto, e dunque uno che secca, come in la pubblicità dessa tetra, che ne pare che ne pone o due o tre nuovi. Però tipo, ad esempio, su Palazzo di Ottopianos, che hanno montato in dei chiese, la linea che si tratta fa che su Palazzo, pare che non hanno nato che crescete in 3 giorni. Cioè, la quantità di linea che hanno usato in questo palazzo in Svezia vi crescete in 3 giorni. Quindi, cioè, quindi se naturalmente... Svezia chi vuole mettere la linea, Svezia Matessi chi vuole mettere la linea necessaria. Sì, i produttori principali in Europa sono l'Austria, i paesi scandinavi, Svezia, Finlandia, Norvegia, Vietnameta, e in futuro deve essere la Russia, come sono aprendo una fabbrica in cui, e poi Nord America, Canada in cui. Quindi potrei pensare che il trasporto che non lo usa Sinocche e te linna est, te tipo linna est da che usate prevalentemente. Allora, per lamellare una conifera per lamellare questo spannello X-Lam è conifera, è abete o pino. Non so spino sto tutto ortoso da sapinetta, un'altra qualità. No, allevato appositamente. Non pino marittimo. Questo tipo di... Ecco, questa procedura adesso va che di dover assorbire CO2 una struttura in linna, cioè è una cosa vera, cioè c'è di davvero questa cosa. Allora, non è che l'assorbiti che hanno costruito, l'assorbiti che hanno crescendo, che hanno un unno, assorbiti CO2 e creato ossigeno. Quindi, quando tu hai che come bisogna questi parametri che si chiamano EPS, che hanno tutta l'Europa, qualsiasi fornitore deve fornire. Quindi, se tu hai un mattone, deve essere certificato in cui deve essere iscritto un valore che ti narra attaccato ad inquinato pro questo mattone. Ed è uno la produzione, uno il trasporto e uno il montaggio. Questi 3 fattori si includono in questo numero. Questa produzione della linna magari già la produrre inquinata a metà de manco, cioè che non la si lavorano de anche su cimento. Cioè, prima sul cimento deve ponere su sacchetto, deve colare sul furro, che lo deve estrarre, forno, alte temperature, eccetera. Bisogna tanta energia, bisogna. Quindi si usa già questo 3 fattori per mettere basso rispetto a acciaio e cimento. Poi deve scontare che però tutto il CO2 che ha assorbito quando tu hai scritto su uno. Quindi se tu scusate, se tu conta scuso hanno in negativo, quindi è emissioni zero praticamente Salin. Ecco, allora tanta domoso, cioè
Domedas, più che altro domedas, che appunto io per esempio si usano in Corsica, in linea si usano e così via, però dopo anno, chi piccolo, oh, insomma, sidete chi si sono ossidata, la linea si è ossidata e insomma non presenta più aspetto che ha prima, in un bel si sbagli, te devi tu hacker può evitare questo effetto che non è metta aggraveschi tu insomma che ha data impressione vinasi magari non ha perduto nulla però questa coloratura diversa data l'impressione di qualche cosa di vezzo ecco poi il vezzo è su chi puoi essere Ma stai su piano di manutenzione che mornanne prima, se stai esposto, lo deve trattare a sinistra, che quando arriva a Terbello, poi da un anno, non si chimbanno, se lo deve tornare a dare impregnante nuovo, caso sole, naturalmente le influiti su colore, li cambia su colore, diventa più vezzo. Quindi, ecco tu torniamo su questo che Nara Gianni, probabilmente se tu e Luide sono strutture esposte, no? beh Tipo sì. veranda magari, gai. Quindi le deve Ma hanno fatto venire un lavorare. agglomerato di case popolari, hanno fatto, no? In cui a Curza Aleria, mi pare che sia. Insomma, che su tempo, come io abbiamo danzato un po' questioni politiche in Corsica, vi firmiamo spesso in questo luogo e piano piano ridete insomma che costa le strutture, sono anni, magari come funzionalità te no, però l'aspetto esterno Sì, sì. Sì. è stato trascurato. Poi non è chiaro che tutto deve essere fatto lì, secondo me si deve usare il materiale giusto in nuove serviti, non so chi, io ho poi studiato l'INNA, non so chi si deve usare l'INNA in tutto, se mi pare mezzo che è mezzo già lo ha in acciaio, una cosa sia che in acciaio. Ecco, tu è come te, che sei in fuori al decano, che sei il decano in cui, sai da dei vizi, come te ti l'immagini tu? Ti Io ero l'immagini abbastanza, una cosa via, spesso io. tu poi pigli spesso, quindi questo effetto non l'ha già intanto che sono in fuori, si è riscontrata, via già questo quasi desizzare che già da si firmete commenti chi in modo tale che hanno io torno a girare la zappa e poi commenti prima e non ha fatto quindi nessun tipo di disagio si può tenere ma non vi voglio entrare in questo argomento che questo lo voglio trattare che in qualcuno che appunto che su quale ha pure riscontrato questo tipo di reazione Ma de banco sente naturalmente, questo è. questa è una Non si via che cosa gira, purtroppo. che arrivare ai gusti che arrivare che più o meno Roschi ha poi di mannati insomma a una a tu carchi proposta carchi idea de gai eccetera eccetera secondo te e te si dia poter fare però cercare di mezzorare questa cosa insomma questa perdita di abitanti che ovviamente è legata a suo fatto che non c'è occupazione necessaria e se l'occupazione è besta non è in grado di dare reddito però può bisogna arrestare insomma cioè te di spessare se, non scramiamo sotto canto a dare un contributo te viene una cosa gai insomma ecco te di È spessare difficile vero da narrare, però non riesco. Ad esempio, non che estementi il largo dal mare, quindi magari si potete sfruttare questa scusso che battamente domorlitica, se magari si potete pubblicizzare in status che magari non sono economicamente forti, tipo la Germania o la Francia, magari tenisco in Polonia o vanno alle macchinarie, magari a fannare a si apre una vacanza in Sardegna, lui te ne mette a caro, magari si investe uno che sta in una da che ha visto che si è affittato una macchina, magari si risparmia da 1.000 euro o di affitto di domo piuttosto che stare
proprio in mare e per una famiglia, insomma, non tedesca, ma di un stato in cui economicamente non sono gai forte, magari l'influimento, quindi si poteva fare magari un tipo di pubblicità più pro stato non disco, ad esempio. C'è una proposta Poi, turistica, cioè, namusu, che potrebbe essere del completamento e fino all'alternativa a questa proposta sul turismo a musannare dei spiagge, insomma, che la Sardegna non è fatta solo dei spiagge, ma è fatta pure esatto. di altre cose, insomma. Queste, la Io so Sardegna detto che interna. a po' girato vi ho tu dei colleghi svedesi e in bida le spiaghe tu metti le spiaghe a sostiendo seito su fatto che intraia su zilleri e li scombitaiana su caffè che in ora e le naraiana buongiorno e de gai quindi si bisogna cattare tormenta bene ma non ha detto che le spiaghe quindi magari se uno pensa che uno paga al turismo potete fare una cosa gai poi Este forse siamo scapitato il vino sempre e in un pacchetto a Musannare risultato che i vizi siete stata sempre in questa comunità montana, pare chissà baronia, che, cioè, quindi chissà zona del mare, cioè atta forse si impedito di anche un'offerta turistica alternativa a questa costiera a Musannare e di spiaggia e a Sassecuso poi siamo diventati insomma marginali rispetto all'economia turistica principale che zoomare pari che tirete de plus insomma dell'interno però io penso che se l'abbiamo impostata diversamente cioè che il turismo puro è come tu lo presenta sul pacchetto turistico se sei costretto a lo presentare in maniera succursalista, cioè quasi un corredo, cioè noi siamo diventati scorredo di sei spiagge e quindi uno viene e si spiaggia, visita di tennisco romanzese o un'altra cosa e così via, e poi però si che girata, cioè girata in nie, quindi praticamente diventiamo uno diversivo invece che un polo di attrazione, insomma. È una problematica questa prima o poi di affrontare, insomma, e di vedere richiediamo fa che l'offerta, come se non è tue, che viene strutturalmente siamo su adatto, che abbiamo tanto al domo, che sono appunto che ne sente intro, quindi chi in una spesa non metta mano si può tranquillamente adattare e l'aldare a suo pacchetto turistico. Cioè tocca dare le idee, però è la volontà dell'acre. bisogna sa risorsa naturalmente Esa risorsa. La verità è che vai a pensato a qualche cosa di sul genere, metta simile a questa offerta che è stata in online, cioè di attirare pensionato chi oggi sono attratto magari dai su Portogallo, sono attratto no che ben ammetta che hanno a Portogallo eppure in questa zona da qui parti verso questa zona cioè, che hanno dato vantaggio fiscale e così via dell'assistenza sanitaria eccetera eccetera è stato un tentativo però non è stata da innanzi evidentemente non bisogna condizione però a forza del neanche questo tentativo qualcuno a funzionare però su questo sul fatto del coronavirus in cui come te l'ha vivi tu cioè resti più riflesso che è l'unico stato del mondo che non ha fatto 40 che non ha tancato nulla non ha tancato nulla no però batta via tu da morto come mi pare che hanno superato per morti a milione mi pare che hanno superato l'Italia però non hanno provato a salvare più l'economia quindi non hanno tancato nulla hanno dato solo raccomandazioni a lavorare da casa chi potete hanno tancato la discoteca distanza sociale ma cioè il supermercato ti narra a distanza sociale però a che ti entrare a tutto quindi già che si entrare a tutto è impossibile alla mantenere non so se sia stata un'idea giusta o no io potrei lavorare da domo tipo 2 mesi 2 mesi poi come sono andando che mi ne sono stufato però in ufficio non batta praticamente nulla su palazzo mio siamo in 2 mizza
vietare 30 persone. Il resto sono tutti lavorando da dove. Però questo ti dimostra che uno può lavorare in Svezia senza sei in bici, ad esempio. Potete pensare senza scuse. Che sono mezzo de oie. È possibile venire scusi, specialmente che hanno già che dai con questa progettazione, eccetera, eccetera, su tanto uno pacchetto applicativo come te lo usi in cui lo potete usare tranquillamente in dolci locchi, insomma, pure in ocche. E questa è una delle cose appunto che hai pensato, l'ispiratore del BCTV, cioè appunto mi allino pila, sai, danno del suo villaggio elettronico, che noi se ne è che immaginare questa zona che capitana, cioè si immagina da pensare a questo villaggio elettronico, lui pensa un po' più gai, cioè chi la distanza può essere superata appunto da esso, va tu che il villaggio diventa elettronico, come te la siamo superando, come siamo in due riquadros di un computer, la distanza non veste, insomma, come te bisogna tu e siamo in due retti totalmente diversi, ma intro di questa videata bisogna andare due, in questo senso ed è giusto a essere in questo mondo, insomma, cioè si tratta di 6 anni in un besarreio a scomare, non bespruso, o potete capitare chi visiete, ma comunque la possibilità di arraionare è limitata a 2 scomare, o 3 o 4. Si tratta manna che abbiamo avvertito che in BCTV invece non permettete di arraionare pure metà all'arco, come siamo usando a arraionare, ma penso che non catta con la metà tempo che BCTV ha proporre pure una arraionata a chi voi zovano o in un'istanza. Vi poniamo schimbos espressiones e dimos un pacco, insomma, di affrontare qualche argomento di arraionare tutto canto spare. Tipo porta a porta, tipo porta a porta, ma tipo estratta da estratta in estratta. Dato che siamo in argomento. Giuseppe, io penso che abbiamo superato un'ora, abbiamo un'ora e 7 minuti che siamo in arreglio. A terra questione, se dite di mannare, mi pare che non vi ne arrestato, e quindi penso che potremmo stancare di voi, non può durare troppo, così non dopo la gente l'ascoltata de manco. Già la durata media è di un'ora e quindi già abbondante, insomma. Penso che sia il momento di non salutare, insomma, a sa maniera nostra a menturbire quando a Zaghirare nos vamos a bere qualche tassetta a Parisi, insomma, io sono astemio, ma comunque un caffè un caffè non piccamo Parisi, come già non lo piccamo su Manzano che in babbo tuo Parisi, e quindi aggiunghiamo su fino al voi che girate sarà ora. Va bene. Salutiamo a tutti, resta un pacco in collegamento prima io come tanco la diretta e ho anche una valutazione, insomma. Bene, addio a tutti, BCTV, questa è una delle interviste appunto che ti programmata, ne so programmate, come dimos sabato chieniti, è probabile che batta essere storra su conto, uno dei suoi conti scontato, non esco gallo da Echie, e noi siamo a bidere poi, cioè intende storra a casa e inite nova. Addio, buona dia a tutti, a mezzo videre. Buonasera. Ecco qua, andiamo su. Me il fugito su mouse.